Bentrovati ad una nuova puntata di Veneto in Transizione. Oggi parleremo di Prosecco, inteso come vino, come territorio, ma anche come identità e stile di vita. I nostri ospiti in studio sono Stefano Zanette, presidente del Consorzio di tutela del Prosecco DOC, Andrea Zanfi, scrittore e autore del libro Prosecco on the road, e Lucia Gotti Venturato, fondatrice e presidente dell'associazione Sole Luna, un ponte tra le culture, che attraverso le arti promuove il dialogo interculturale tra i popoli. Iniziamo subito con una domanda a bruciapelo. C'è qualche astemio in studio? Altrimenti fuori subito. Dietro una bottiglia di Prosecco si cela un mondo di tradizioni, persone e territori. 20.000 gli ettari vitati, oltre 10.000 viticoltori, 1.300 vinificatori e 300 imbottigliatori. Presidente Zanette, quante bottigliette di Prosecco sono state prodotte quest'anno? Quest'anno, nel 2014, l'anno scorso in realtà, sono state prodotte 306 milioni di bottiglie. Con un incremento con un incremento rispetto al 2013 di un 26,9, quasi 27%, che riferito all'export nei primi 9 mesi come mondo Prosecco, quindi DOP, comprendendo anche le due DOCG, si arriva a un 25% di crescita a livello mondiale. E secondo lei perché il Prosecco è così apprezzato in Italia e anche all'estero? Questa è una domanda simpatica. In realtà il Prosecco ha scardinato un po' il modo tradizionale del bere. Una volta una donna aveva anche difficoltà a avvicinarsi a un bicchiere di vino con tranquillità tra amiche. Adesso succede, capita frequentemente, quindi ha sradicato quello che era il modo antico del bere, che era diciamo delegato a chi sapeva. Adesso si può bere un vino che viene così identificato in tanti modi, è un vino democratico, tanti lo dicono che assomiglia, è come i jeans, ecco, va bene per tutte le occasioni, dall'aperitivo a tutto pasto alle grandi occasioni. E come consorzio, il consorzio è nato recentemente, no? Nel 2009, ma è già tra i più grandi in Europa. E quali sono le sfide per il futuro? Ma noi siamo orientati, innanzitutto la nostra attività è un'attività di promozione e di tutela. È proprio di questi giorni anche che siamo finiti abbastanza nella cronaca proprio per quanto riguarda la tutela per un fatto di mescita di vino sfuso in Inghilterra. Innanzitutto tanta tutela e poi grande promozione soprattutto nei mercati importanti di riferimento come appunto la Gran Bretagna, Stati Uniti e mercati nuovi che possono aprirsi come la Cina, la Russia e altri. Il Prosecco ha un'anima e a raccontarcela col suo libro Prosecco on the road è Andrea Zanfi. Il libro apre con una bellissima frase che condivido pienamente: la vera dimora dell'uomo non è una casa ma la strada. In questo caso il viaggio l'ha portata nelle strade del Prosecco e ci racconti un po' l'esperienza com'è stata. È un viaggio vero e proprio, un tempo passato attraverso i territori che rappresentano e sono identificatori dell'area DOC del Prosecco. Quindi l'itinerario che strada? Un itinerario che è partito da Trieste, da Prosek, il paese che poi ha dato origine a questo vino e da cui è partito, storie che si perdono chiaramente nel Medioevo e quindi anche piano piano in tempi anche più recenti, in modo tale che ha costruito
un'attenzione. Poi in quell'area si è perso un pochino la produzione di questo vino, dedicando ad altre attività, anche perché l'area carsica non è facile indubbiamente per la viticoltura, e ancora oggi in quel approccio che resistono un paio di ettari o 3 di questo vino, e da lì sono partito attraverso Trieste, la visita di questa città, la cultura, questa porta verso l'est in cui Trieste ha questo significato, per poi risalire. Tappa? La seconda tappa è stata Gorizia, quindi la dolce Gorizia, che veniva utilizzata dall'impero austro-ungarico come area di villeggiatura, la costa e la parte balneare di questo grande golfo, e da lì poi salire fino a Pordenone, fino a Treviso, arrivare a Treviso, Venezia, Chioggia, Padova, e poi fino a Vicenza, attraverso il Palladio, attraverso le bellezze indubbiamente, fino ad arrivare nel Bellunese, alle porte delle montagne bellunesi, perché poi oltre i quali la viticoltura perde il suo valore, diciamo così, la sua riconoscibilità in termini di prosecco. Quindi è stato un viaggio? La durata del viaggio siamo 27-28 giorni circa nella sua completezza. Devo dire che l'ho ripreso anche in un secondo passaggio, ma la cosa interessante e fantastica è che in questo viaggio è stato affrontato attraverso meccanismi e rapporti umani che si sono costruiti lungo l'itinerario. Quindi è stato un viaggio effettivamente on the road, come dice appunto il titolo del libro? Sì, con che mezzi ha viaggiato? Mi piace molto questa idea, avevo voglia di farlo, insomma, i capelli bianchi mi riportano un po' indietro negli anni. Io quando usavo un tempo, ora vedo che sono sempre più rari per la diffidenza e per le difficoltà, ma un tempo si girava l'Europa e anche il mondo con l'autostop, no? Quindi la strada diventava un mezzo per andare non si sa dove, verso qualche cosa, verso una meta, non c'era una meta, c'era un viaggio che era aperto e si chiudeva. In questo concetto di apertura la strada diventa un modo, un ponte verso l'altro, un ponte verso questo. È lì che mi sono entusiasmato, perché ho scoperto il perché il Prosecco piace, no? Perché è un vino di strada, è un vino che non chiede grandi attenzioni, ma chiede e non richiede soprattutto un'attenzione nei suoi confronti, ma è un ponte verso l'altro, quindi si beve in compagnia, si beve attraverso una comunione che è quella di stare insieme, quella di volersi confrontare attraverso locali che si beve lungo la strada, uscendo dal locale, stando fra amici, parlando fra amici e non più girando un bicchiere in mano per il gusto di sentire il vino. E cosa l'ha sorpresa di questo territorio? Ma la diversità della gente, dove ognuno, dal triestino, il trevisano, ma il veneziano, il vicentino, cioè sono tutte persone che si differenziano e ognuno ha le sue caratteristiche, ognuno ha le sue finalità, sì, i suoi obiettivi, la sua identità territoriale. Due regioni che si confrontano, due regioni dove da una parte c'è un Friuli Venezia Giulia dove l'agricoltura è stato uno strumento di sopravvivenza, da quest'altra parte dove l'agricoltura, nel Veneto, dove l'agricoltura invece è diventato come obiettivo, no? E non dico come grande risorsa economica, quindi due concetti di interpretazione del mondo del vino, ma del mondo dell'agricoltura in senso generale. E poi i mezzi di strumenti che mi hanno portato in giro sono stati quelli che ho trovato, quindi la ferrovia, i treni, i pullman, l'autostop. Ho fatto anche
3 volte l'autostop trovando 20 persone che si meravigliavano che uno con la barba bianca che facesse ancora l'autostop e si mettesse. Lì incominci a parlare con gente che non conosci, ti portano dentro le frasche o dentro le osterie a bere un bicchiere di vino e si scambiano le opinioni. Ecco, ci racconti qualche aneddoto divertente che sicuramente avrà vissuto durante questo viaggio? Il concetto è questo del piacere del bere, non tanto per il gusto di ubriacarsi, ma per il gusto semplice di avere una conversazione nei confronti. Qui si apre un concetto che devo dire che nella mia Italia, nell'Italia che io conosco, è un po', si riscontra in tante parti. In Sicilia per esempio c'è i circoli della conversazione, no? Dove si radunavano le persone e si confrontavano sui fatti che succedevano. E da queste parti gente che forse sta più nei campi, dentro le industrie, dentro altre cose, il circolo della conversazione diventa l'osteria, diventa la frasca, diventa l'elemento cardine intorno al quale ci si muove, si parla dell'accaduto, che possa essere sulla cronaca nazionale o anche su quella locale, il matrimonio della nipote o l'altro. E quando uno si trova con questa gente, loro ti parlano in dialetto, il che non è sempre facile comprendere il dialetto di queste persone. L'hai imparato? Hai imparato qualche cosa ho di cominciato, dialetto? La musicalità entra nell'orecchio, quindi dopo qualche giorno comincia uno a farci l'abitudine. Però la cosa bella è che te ti fanno le domande e certe volte le guardi come se fosse stato un inglese o un altro di un'altra nazione che ti ha posto la domanda e dici: ma cosa mi avrà chiesto? Cosa mi avrà chiesto? E questo si ripeteva abitualmente perché, come ritorno a ribadire, ogni posto che vai trovavi un modo di interpretare, un modo di vedere l'amicizia. E devo dire che la bellezza di questo viaggio è stato lo scoprire piano piano come ognuno di questi popoli interpretasse il rapporto con l'altro in maniera completamente differente. E quindi le battute che scorrono goliardi, voi potete immaginare, il fatto che quando mi scappava che detto che stavo facendo questo libro, allora sì che si accendevano e si stappavano bottiglie di qualsiasi genere. Ecco, infatti ci confessi quanti prosecchi ha bevuto al giorno? Ma devo dire che ho toccato punti interessanti, non vorrei essere frainteso, quindi... non frainteso, ma punti interessanti perché veramente dove mi fermavo si stappavano bottiglie, non una, due, tre, e chiaramente io da mestierante facevo finta certe volte di bere, ma certe volte bevevo anche ho il piacere di farlo, queste cose. Torniamo subito, lancio la pubblicità e ritorniamo col Prosecco. Stiamo parlando di Prosecco qui a Veneto in Transizione. Il Prosecco è anche un momento di scambio e di convivialità e per questo il consorzio Prosecco Doc ha deciso di sostenere un'iniziativa che diffonde la conoscenza e l'interscambio tra culture diverse. Lo scorso settembre il Sole Luna Doc Festival è arrivato anche a Treviso dopo 9 edizioni a Palermo. Vediamo il backstage. Sole Luna Festival 2014. Per tutta questa terza giornata del Sole Luna. Ringrazio il festival di aver dato l'opportunità di mostrare il film a Treviso. Usually for me a movie is a journey. La sagace originale modalità narrativa. Foto inedite. Mi è venuta subito in mente una frase di Antonioni: non mi stanco mai di guardare. Il documentario ha raggiunto anche delle profondità e delle varietà estetiche molto affascinanti, molto interessanti.
Lucia, com'è stato accolto il festival dalla sua città, visto che è originaria di Treviso, anche se adesso vive a Roma? Beh, è stata una sorpresa meravigliosa, abbiamo scoperto una città avida di conoscenza, avida di confrontarsi con temi anche molto difficili, perché raccontando le altre culture si raccontano anche le difficoltà di paesi che non sono fortunati come il nostro, si raccontano storie di guerra, storie di pace, storie di sofferenza. Ed è un festival tutto di documentari. Quindi... Sono storie appunto raccontate attraverso dei documentari che sono soprattutto di natura antropologica, appunto documentari, una selezione che viene fatta ogni anno per raccontare i mondi più lontani e diversi da quello a cui apparteniamo, ma anche storie del nostro mondo della quotidianità e della vita di tutti i giorni. Quindi ci sono documentari nelle italiani nostre città, e anche stranieri principalmente? Nelle nostre città, perché anche le nostre città oggi sono piene di immigrazione, piene di flussi migratori, di persone che cercano lavoro da noi, e anche nel nostro territorio, anche nel nostro territorio tante volte possiamo condividere. E il documentario come genere rispetto a un film di finzione può essere considerato un po' di nicchia dal pubblico, però... Beh, il progetto, che è un progetto sì cinematografico, ma prima di tutto culturale, e soprattutto un progetto, se vogliamo, sì, culturale ma anche politico, da un certo punto di vista politico intendo senza colore, ma che vuole assolutamente formare e dare un grado di civiltà maggiore alla città che lo ascolta, al pubblico della rassegna. Il documentario è stato scelto proprio per raccontare in maniera documentale, e quindi infatti il documentario si chiama Il cinema del reale, per documentare una realtà. Documentare una realtà qualunque possa essere il punto di vista, porta comunque a far pensare in una situazione, in un luogo del mondo, in un territorio del mondo. E quindi attraverso il documentario noi possiamo raccontare il mondo con una visione il più possibile vicina a quella che è la realtà. E avete fatto anche un progetto con le scuole, appunto per avvicinare i giovani al videomaking, ha avuto grande successo? Sì, sin dal 2006, dalla prima edizione del festival, noi abbiamo pensato che importante è lavorare sulle giovani generazioni, e quindi avvicinare le scuole serve non solo per dare una certa professionalità e un certo tipo di conoscenza. Nel caso di Treviso è stato un lavoro legato alle energie rinnovabili, e quindi a uno studio che aveva fatto una scuola della città, e che era l'Istituto Giorgi Fermi, e l'istituto invece il liceo artistico. Al liceo artistico abbiamo fatto proprio una settimana di corso di formazione cinematografica attraverso l'uso dello smartphone, perché oggi i telefonini sono ormai delle telecamere. Pensiamo appunto che oltre al significato forte, che è quello di portare una certa conoscenza, una certa professionalità nei giovani, sia anche importante dedicarsi a loro in prima battuta, e sia importante far conoscere, metterli insieme in gruppi di studio e portarli a eseguire dei progetti fatti insieme a livello di squadra. Tanti sono anche i volontari che poi da queste esperienze ci seguono negli anni, per esempio a Palermo tanti ragazzi che hanno fatto capacity building con noi, sono venuti adesso poi sono dei nostri, di Treviso, o lavorano con noi o sono volontari durante le settimane del festival. E per la prossima edizione quali sono le novità appunto del festival? Beh, le novità saranno tante, stiamo anche lavorando col Ministero degli Esteri per un progetto, siamo allo studio di un convegno proprio per Treviso sulla libertà di espressione e la libertà di pensiero, che ci sembra quanto mai attuale di questi tempi.
ed è proprio il Ministero degli Esteri che ha pensato di portare assieme a un gruppo di studiosi di università americane una tavola rotonda, un momento di confronto e di approfondimento proprio a Treviso. Credo che sia una delle prime volte che viene organizzata una cosa del genere, soprattutto da un ministero, quindi penso che sarà un momento interessante. Poi porteremo tanti concerti, cercheremo di portare artisti da Palermo, artisti del resto del mondo, e, oltre ai soliti film che sono lo zoccolo duro della manifestazione e il contenuto vero e quello a cui crediamo. E il Prosecco è appunto stato uno degli sponsor del festival, c'è qualche aneddoto legato appunto al Prosecco? Quando il Prosecco mi disse che era d'accordo, quando il Presidente Zanette si dimostrò interessato a patrocinare e a sostenere questa manifestazione, io non glielo dissi perché non ci conoscevamo ancora bene, ma mi venne subito in mente l'inizio del festival. È una storia breve, posso raccontarla, perché iniziò proprio, il festival vuole essere anche un ponte tra le culture, certo. Quindi vuole anche mettere a confronto diversità. E nella prima edizione noi mandammo l'invito a tutti gli ambasciatori di tutti i paesi mediterranei a venire alle serate finali del festival a Palermo, e quindi ospitammo tutti. Ma tra i più interessati a tutta la manifestazione risultò l'ambasciatore dell'Iran, cosa che ci colpì moltissimo perché non lo pensavamo interessato. E cominciò a dire che sarebbe venuto senz'altro con la famiglia e anche con la figlia, ma che voleva delle assicurazioni. E tra le assicurazioni primarie immagino che a tavola che ci sarà un pranzo ufficiale, certamente ci sarà un pranzo ufficiale, però io posso venire solo se non c'è il vino. Allora io risposi con una mail, se il vino non sarà a tavola, risposi con una mail e chiesi un appuntamento. Me lo diedero subito, mi presentai all'ambasciata dell'Iran a Roma con un foulard in testa, un foulard in borsa. Non appena mi aprirono la porta e entrai nella specie di cellula di controllo, direi, perché è stato un momento abbastanza inquietante anche, indossai il velo e venni accompagnata alla visita con l'ambasciatore. E lo ringraziai per l'interesse che aveva dimostrato per la manifestazione e per il fatto che sarebbe venuto al festival. E poi gli dissi: vede, Sua Eccellenza, io sono a casa sua e sto indossando un velo perché sono a casa sua. Lei verrà a casa mia a Palermo e ci sarà il vino a tavola. Quindi è riuscita a convincerlo e lui si trovò brindare totalmente con un bicchiere di Prosecco. Quindi venne a Palermo, abbiamo bevuto Prosecco e anche quindi del Presidente Nero d'Avola. Anche l'ambasciatore dell'Iran è un consumatore di Prosecco, mi è piaciuto e mi è subito venuto in mente, finalmente oltretutto ce l'abbiamo, ci sostiene. E i giovani invece come vivono il Prosecco? Ci sono appunto delle storie di aziende aperte da giovani? Ma sicuramente in questo momento qui diciamo che il Prosecco nella nostra zona di produzione ha svecchiato completamente le aziende. Io sono anche presidente di una cantina sociale, mi ricordo quando vedevo i soci anni fa erano molto più anziani di quello che, a parte che sono invecchiato io, forse il termine di paragone, però ma si vede veramente, a parte gli scherzi, che è stata svecchiata, è una generazione nuova che è arrivata, è molto dinamica, con grande passione opera, perché il vino è sempre intriso di passione, non è una cosa... Quindi è un vino accessibile a tutti, anche proprio a livello di business, possiamo certo, dire. Perché in questo momento qui le aziende di giovani che si sono proprio anche immesse in questa nuova attività hanno avuto successo. Uno deve saper
lavorare, essere cosciente delle proprie diciamo, possibilità e finalità, ma c'è spazio anche per i giovani, oltre che nel berlo in modo consapevole e moderato, come diciamo sempre noi, ma c'è spazio anche per lavorare. Bene, ringrazio i nostri ospiti e vi do appuntamento alla prossima puntata di Veneto in Transizione. Benvenuti all'oroscopo di Antenna 3. Ariete, alla grande come sempre l'amore, se il partner c'è formate una coppia formidabile, sorprese in vista per i single. Toro, sensibilissime le vostre antenne e captate i pensieri e le emozioni altrui pilotandole a vostro vantaggio, complimenti. Gemelli, con la grinta e la determinazione che oggi vi spingono a strafare, non alzate la testa dal lavoro finché non avete concluso. Ammirevole. Cancro, rapidi ed essenziali prima nel pensiero e poi nell'azione, non risparmiate frecciate a chi non si adegua al vostro ritmo. Leone, tutti vi girano al largo oggi, il vostro umore non è proprio dei migliori, affari da cogliere al volo e senza distrarvi però. Vergine, l'imprevisto si concentra tutto sulle finanze, lottate per accumulare risparmi per un futuro migliore, ma non dimenticate di vivere anche il presente, importante. Bilancia, parole e scelte tempestive possono cambiare all'improvviso, decidete cose importanti come mettervi in proprio o chiedere un trasferimento, è un momento delicato per voi. Scorpione, energia all'ennesima potenza al punto che la proiettate anche all'esterno, attenti solo a non far uscire superbia e irruenza. Sagittario, emozioni sotto controllo, la possessività è in aumento ma non lo date a vedere o almeno ci provate. Capricorno, andate avanti per la vostra strada sperando che i cambiamenti ai vertici non interferiscano alla lunga anche con la vostra posizione, con il vostro lavoro. Acquario, la tensione vi fa mangiare di più e in fretta, senza masticare. Fate come me, se scegliete la Nutella siete a posto perché non c'è niente da masticare, è proprio facilissimo. Pesci, un filo di insofferenza verso il partner, è disordinato e troppo chiassoso. I singoli invece stanno benissimo. Dall'oroscopo è tutto, arrivederci.